Buongiorno ragazzi, eccoci. Dunque oggi facciamo un bel giro ma bello tosto. Ecco, qui siamo in presenza di Elena che mi accompagnerà in questo fantastico viaggio. Dunque partiremo da Latisana, dunque faremo un po', adesso siamo fuori dal confine veneto, faremo Friuli Giulia e arriveremo fino a Trieste, passando per posti veramente incantevoli. Il tracciato sarà circa di 130 km e con un dislivello comunque di 350 metri circa. Arrivati a Trieste poi prenderemo il treno e torneremo poi a Latisana per poi tornare a casa. Bene ragazzi, ci manca soltanto di salire in sella, pedalare, anche se le temperature sono un po' freschine, ma insomma lo facciamo ugualmente senza nessun tipo di problema. Bene ragazzi, a dopo, ciao! Ragazzi, abbiamo fatto i primi 7 km di ciclabile asfaltata, questa ciclovia adriatica è veramente fantastica che ci porterà fino a Trieste come dicevo prima, e ci siamo fermati qui a Precenicco, che è un piccolo centro qui che vicino al fiume Stella. Per chi avesse l'e-bike eventualmente c'è anche, diciamo, la ricarica. Comunque questa ciclabile veramente sta cominciando a piacermi un sacco. Bene, adesso oltrepasseremo il fiume Stella tramite una ciclabile con un ponticciolo e poi andremo avanti. A dopo! I boschi di Muzzano del Turgnano si trovano nella bassa pianura friulana, attraversati dal fiume Cormor. Sono circa 300 ettari di bosco. Il più grande, Bosco Baredi, è di proprietà collettiva, mentre il secondo, la cosiddetta Coda di Manin, è di proprietà privata. Questa zona boschiva viene anche nominata la Piccola Olanda friulana. Ragazzi, siamo arrivati a Marano Lagunare, un paesello qui, un po' un borgo antichetto veramente fantastico da visitare e da venire assolutamente a vedere. Siamo circa al 20° chilometro. Adesso faremo una piccola sosta snack per poi ripartire. Comunque godetevi adesso le immagini dall'alto. Allora ragazzi, dunque siamo arrivati a Cervignano e diciamo abbiamo fatto i primi 40 km. Allora, dunque da Marano Lagunare abbiamo fatto un po' di, diciamo, piste ciclabili passando paesi interni. Dunque stiamo, diciamo, nell'entroterra friulano.
Adesso da Cervignano ci dirigiamo verso il mare. Il percorso è fantastico, diciamo che è misto sterrato asfalto, però forse un po' più asfalto, dunque ciclabili. Si corre su strade qualche pezzo di strada statale, però comunque in continua sicurezza, perché il traffico è veramente molto molto limitato. Bene ragazzi, Elena, vuoi dire qualcosa? Ciao, Sei contenta di questo giro? è spettacolare. Ecco. Bene, ci crediamo? Boh. A dopo, ciao. Allora ragazzi, dunque da Cervignano abbiamo preso la ciclabile Alpe Adria e siamo arrivati fino ad Aquileia. Aquileia ha un'area archeologica molto importante, considerata dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Colonizzata nel 181 a.C., Aquileia sorge come testa di ponte per la conquista romana delle aree danubiane. Gli scavi hanno messo in luce resti del foro romano, di una basilica, del sepolcreto, di pavimenti in mosaico e fondazione di case ed altro. Il maestoso campanile della basilica, costruito verso l'anno 1000 come torre di vedetta, alto 73 metri, offre la possibilità di godere di una vista a mozzafiato. Arrivati a Grado, dunque giornata fantastica, abbiamo fatto dunque 60 km, siamo circa a metà percorso e qui veramente si gode il mare, la salsedine, l'odore di pesce, verrebbe voglia di mangiarci una bella frittura, però ovviamente in bici non è fattibile, altrimenti poi le gambe non girano più. Bene, adesso andiamo a mangiarci un panino, un toast, un qualcosa per poi ripartire con direzione Trieste. A dopo! Ragazzi, siamo ripartiti da Grado, abbiamo fatto la parte della pineta, affascinante, bellissima, avete visto il campo da golf. Adesso ci siamo fermati in questa riserva naturale, andiamo a vedere. Allora ragazzi, per essere precisi, questa qui è la riserva naturale della Valle Cavanata, fantastica. Qui abbiamo visto, adesso siamo andati sopra il primo piano e ci sono un sacco di uccelli della zona di questa valle, fantastica, e in lontananza si vedevano anche i fenicotteri. Bene, venite comunque a vederla. Dalla Valle Cavanata guardate cosa ci si presenta davanti poi, cioè il mare Adriatico direttamente. Guardate che bello,
Fantastico, fantastico, c'è una cosa incredibile. Siamo circa all'80° chilometro e dunque siamo quasi nei pressi di Monfalcone, che lo vedete lì in fondo, quei caseggiati lì in fondo. Noi praticamente dobbiamo arrivare fino, vediamo se riesco a indicarvelo col dito, fino lì che è Trieste. Si intravede un po' il castello di Miramare, più o meno un po' prima, che dovrebbe essere quello lì bianco, però penso che non si veda molto bene per la foschia. Ecco, praticamente Trieste, dove c'è quella nave lì azzurrina praticamente. Dunque non ci manca moltissimo, dunque degli 80 ai 130, una cinquantina di chilometri, arriveremo a Trieste. Siamo arrivati alla spiaggia di Monfalcone, siamo al circa 100° chilometro, dunque non ci manca molto per arrivare a Trieste, che dovrebbe essere lì. Dunque altri circa 100, dunque 30 km barra 40 siamo arrivati a Trieste, dunque si conclude il nostro giro della ciclovia adriatica. Ve ne rimontiamo in sella e andiamo a raggiungere Trieste. Dunque ragazzi, siamo arrivati al 115° chilometro, ci manca poco per arrivare al traguardo. Diciamo che da Monfalcone fino a Trieste è un po' tutta statale. Ragazzi, dunque abbiamo concluso con 135 km e non vi diciamo il tempo perché secondo me abbiamo sforato, ma fermandoci a fare le dronate, i video eccetera abbiamo ovviamente perso parecchio tempo. Elena, come ti è sembrata la corsa? La traccia è strepitosa, però è un po' fuori dalle mie corde, bisogna essere un po' più allenati rispetto a me. Vabbè, comunque io invece dico che la traccia è stata fantastica, da rifarla assolutamente. E basta, adesso cosa facciamo? Adesso da Piazza Unità d'Italia. Da Piazza Unità d'Italia dunque a Trieste, adesso noi andremo in stazione, prendiamo il treno, scendiamo alla Tisana, ripigliamo la macchina e torniamo a casa. Il viaggio non è ancora finito, ma si chiude qui il video. Ciao ragazzi, alla prossima! Ciao!